Lo Stato spendeva, il debito pubblico dello Stato non era un debito reale, era una riga contabile, un libro contabile. Il debito dello Stato diventava la ricchezza del settore privato. Che cosa è successo quando l'Italia ha aderito al sistema euro? Lo Stato ha rinunciato alla sua sovranità monetaria, lo Stato non può più emettere e spendere la propria moneta e lo Stato è diventato utilizzatore della moneta. Tutti i soldi che vengono spesi dallo Stato oggi sono in una valuta straniera, che è l'euro. L'euro deve essere preso in prestito sui mercati dei capitali, deve essere restituito gravando interessi ai mercati dei capitali. Tutto questo porta anno dopo anno all'aumento della tassazione e all'impoverimento dell'economia reale. Il debito pubblico, che prima era un debito nominale, era una riga contabile, è diventato un debito reale che deve essere restituito ai mercati dei capitali privati. Fino a che l'Italia resta dentro l'Eurozona non c'è possibilità di scambio, l'economia reale continuerà a essere distrutta come sta avvenendo giorno dopo giorno. Ci saranno sempre più imprese che falliscono, ci sarà l'Italia sempre più feroce nel far rispettare una tassazione insostenibile, ci saranno sempre più disoccupati e ci saranno sempre meno servizi, perché lo Stato oggi non può più spendere, non può spendere e deve prendere in prestito ogni singolo euro che utilizza. Tutto questo è stato previsto abbondantemente prima che l'Italia entrasse nell'Eurozona da tantissimi economisti e da svariate scuole economiche in tutto il mondo. Non è stato mai reso nota, non è stato mai discusso. La soluzione qual è? L'unica soluzione oggi per l'Italia è uscire dall'Eurozona, riacquistare la propria sovranità monetaria, rimettere lo Stato nelle condizioni di spendere e di investire e di riattivare l'economia reale e realizzare la piena occupazione. Tutto questo lo può fare uno Stato con la sua moneta sovrana ed è abbondantemente spiegato, discusso e illustrato nella scuola economica della Modern Money Theory. Io invito tutti ad andare sul sito web www.retenmt.it, dove tutte queste cose sono spiegate, discusse e illustrate nel modo più semplice possibile. Buona giornata a tutti e fuori dall'euro!